Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Skip, skip, dive, socializza. Ritmo, mozzarella, pomodoro e con una pizza. Supercalifragilistico e spiralidoso. Uomo paleolitico d'impatto mostruoso. Non sono laureato ma posso... Non solo festival, in diretta da Casa Sanremo vi raccontiamo la settimana della musica leggera italiana più importante di sempre. Musica, spettacolo e non solo. Seguitemi. Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta, non è mio potere. Gioia, tristezza, sempre davanti, stanze vicine. Scusate se vi ho disturbato, scusate. Noi stavamo chiacchierando, tu ci disturbi. Assolutamente. Con chi siamo, Roberto? Visto che siete particolarmente amiche. Scusa, c'è il risparmio energetico della cosa, te lo Dobbiamo metto così, risparmiare, guarda quanto siamo già più belle. Vedi, siamo E lei è Sara Facciolini, ovvero tutto quello che appartiene, la mia vita professionale, la vita professionale di Sara è fatta da me e lei. Abbiamo fatto tutto insieme. Il nostro inizio percorso, quello vero, bello, importante. Beh, vi abbiamo visto entrambi all'eredità, abbiamo visto grande ballerina. Mamma mia, pazzesca. No, grazie, pazzesca. Pazzesca. Ma Scusami, lo possiamo dire. A Boccarini ci fa un Ma male. no, ma non si dice. non si dice. Allora, Sara, ma fra non molto riprenderai a ballare perché vediamo che siamo in... Facciamo scusate la forma fisica, io oggi ho la colite e sono più grassa, scusate, no, veramente. L'abbiamo anche quasi la stessa la mia, Allora, fatemi fare questo spettacolo qui un attimo, poi vediamo, dai. E poi ci rimettiamo in forma. Speriamo un domani di rivedervi insieme. Sarebbe bello. Dai, bellissimo, una No. bella trasmissione insieme, perché no? Perché no? Il ritorno di questa coppia che ha fatto veramente furore. Io canto, lei balla, noi siamo ben assortite. E secondo me non è cambiato niente. Niente. Anzi, Niente, non si cresce qua, si peggiora, si peggiora. Assolutamente. Salutiamo gli amici di Teleeuropa Network. Ciao. Siamo insieme a Gianluca Impastato. Gianluca, siamo ancora single o questa sera è l'occasione giusta per trovare l'anima gemella? Ma chi lo sa, dai, non mettiamo limite alla provvidenza, anche perché ormai anche San Valentino è vicino, dai. Sì, vabbè, siamo a Sanremo. Io quindi... chiedo umilmente a tutte le donne che sono interessate, insomma, di essere un po' più buone oggi, insomma. Magari aiutiamo Gianluca. Gianluca, ma come è andato a finire questo grande fratello? Ti aspettavi qualcosa di più? Sì, mi aspettavo soprattutto di non uscire così. Ma detto fra noi, ma c'è stata o non c'è stata? No, non c'è stata, è stato tutto un fraintendimento e diciamo che gli autori hanno un bel senso di colpa di avermi mandato via, dai. Ma penso che alla fine ti hanno aiutato o penalizzato? No, diciamo che il bilancio è comunque positivo, nel senso che comunque l'esperienza ha avuto più svolti positivi che non negativi, poi però insomma mi aspettavo di più. L'importante è che se ne parli. Sì, però avrei preferito che se ne parlasse meglio, no? Che non per una cosa che non ho neanche detto. L'avessi detta, ma invece era tutta un po' così. Ma un'imitazione di Gianluca? Adesso così. Buonasera, beh, veramente che accoglienza, mi fate sentire in un centro di accoglienza, grazie. Me la canti una canzone Gianluca? Porca miseria. Sì, voglio sentire una canzone. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Un amico che arriva direttamente da Trieste Nord con un accento rigorosamente di Bolzano, siamo insieme al Pancio. Buonasera! Pancio, la Calabria che si fa notare per le cose belle. Speriamo. Siamo partiti praticamente dal web, oggi godi di una grande visibilità, sei arrivato praticamente a fare anche cose. Non esageriamo, che poi viene la finanza però. Sicuro, un tutto nero. pochino. C'è stata. Che progetti hai, Pancio? Ultimamente. Ma adesso stiamo facendo un programma su Rai 2. Devo dire. Che comunque pagano in fattura, quindi finanze tranquilli. È a posto, questo Poi abbiamo un progetto, un paio di film e poi una bella novità che arriverà dopo questo festival. Doveva iniziare prima, ma poi c'è stato questo contrattempo del Ce lo festival. puoi svelare, tanto non lo vede nessuno. Poi andrò in una radio, vediamo dove. Attenzione, di solito quelli della radio hanno sempre un'impostazione radiofonica un po' più studiata. Perché il Pancio in radio? Perché la radio è giusta. La radio giusta. È la radio giusta per me. Saluti gli amici di Teleeuropa Network. Teleeuropa Network
evviva Teleuropa Network, evviva la Firenze. È vero. Ciao. Ciao! Allora siamo con Lorella Ridenti, direttore di Ora. Ciao, benvenuta. Ciao. Allora, è bello perché poi Casa Sanremo è il connubio di artisti e di grandi professionisti. È un evento che unisce tutto, dalla musica alla cultura allo spettacolo. Lei diciamo dal punto di vista di redazionale come sta vivendo questo Sanremo? Ma molto bene, un po' come tutti i Sanremo, c'è quest'aria di festa, è bello, rincontri persone che non vedi da tempo, c'è questo grandissimo tributo alla musica, ma che coinvolge l'arte, coinvolge il cinema, quindi mi piace molto. Sono felice. Un parere personale su questo Sanremo, ha qualche preferenza? Sì, la dico, la esprimo. Tanto non ci vede nessuno. Allora, va bene, Max Gazzè. Grande Max. Andiamo sicuramente sui cult, anche perché questo è stato un Sanremo impiantato molto veramente, un ritorno al passato. Vabbè, devo dire che anche gli altri comunque, sì, nonostante la loro veneranda età, se questo termine ce lo consente, qualcuno non ce ne voglia. Però insomma, devo dire abbiamo una Vanoni che ha 83 anni, quindi... Comunque in ogni caso dimostra che non è l'aspetto anagrafico che ci consente di fare determinate cose, anzi ben venga, l'esperienza esatto, se uno è un artista è un artista sempre. Assolutamente. Ben venga il recupero della tradizione e dei nostri ispiratori. Insieme a Luisa Corna, ciao Luisa, benvenuta. Ciao. Allora, questo Sanremo. Un Sanremo incentrato sulla musica, un grande successo, abbiamo superato di 2 punti lo share e ce l'aspettavamo. Claudio ha rivoluzionato tutto. Beh, come hai detto tu, ha dato sicuramente molto spazio alle canzoni. Alle canzoni, non ci sono le eliminazioni e quindi anche artisti, insomma, di calibro importanti. Hanno deciso di partecipare, questo sicuramente è una cosa che ci aiuta anche all'estero. Assolutamente, una classifica che oggi vede praticamente i big senior, chiamiamoli così, e un po' sottotono rispetto ai big di nuova generazione. Questo perché? Saprei, probabilmente tutto si evolve, no? Tutto cambia, quindi magari oggi credo che ci sia bisogno della forza anche dei testi. A me piace molto la canzone di Erma e di Moro, trovo che in un momento così insomma ci sia il giusto mix tra la cosa importante da dire e il brano di spessore, però tra virgolette radiofonico. Detto fra noi, un sogno nel cassetto potrebbe rientrare la conduzione del questo. Io preferirei essere in ripetizione. Non fai sentire un brano? Dopo tanto tra poco sarà così. Buongiorno amici di Teleuropa Network. Ciao a tutti, ciao. Fino all'ultima emozione, così saremo vivi. Allora siamo insieme al Maurizio Caridi, presidente dell'Orchestra di Sanremo, giusto? Sì, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che è anche la società che organizza Aria Sanremo. Beh, infatti, per quanto riguarda Aria Sanremo, si può dire che è una costola, ma poi diventa a un certo punto anche parte viva e importante di questa grande kermesse. Certo, Aria Sanremo è il concorso, l'unico concorso che può portare gente comune al Festival di Sanremo, questa è una cosa che molto importante che bisogna chiarire. Noi andiamo in giro, l'anno scorso siamo stati in 107 città italiane, abbiamo portato più di 2000 ragazzi ad Aria Sanremo, ai corsi di formazione di Aria Sanremo, e 2 ragazzi sono arrivati al Festival di Sanremo, che sono Alice Gaioli e Leonardo Monteiro. Beh, questo è veramente interessante, perché se poi pensiamo che il Festival della musica italiana, Sanremo che è un punto di partenza, perché in questo caso non curare un concorso che dà la possibilità e lo spazio a tutti i giovani talenti, magari, detto fra di noi, anziché andare a affacciarsi a un talent, in questo caso è lo stesso Sanremo che cura. Esattamente questo, Aria Sanremo non è un talent, è veramente un corso di formazione, un cammino che un ragazzo incomincia da casa sua e può arrivare al Festival di Sanremo. Quello che diciamo sempre ai nostri ragazzi durante i corsi è
che il talento è importante, ma bisogna formarlo, bisogna curarlo, bisogna lavorarci sul talento per riuscire ad arrivare poi sul palco di Sanremo. Ma arrivare sul palco di Sanremo non è l'unica cosa, perché bisogna lasciare il segno quando sei sul palco di Sanremo e molti ragazzi non ci sono riusciti in passato. Anche perché in quel caso non basta soltanto saper cantare, poi bisogna poi avere le altre caratteristiche, la presenza scenica, cercare in quel caso di superare l'emozione, perché è un palco veramente importante e queste cose si riescono a superare nel momento in cui alle spalle c'è una formazione. Quindi Aria Sanremo si occupa di formare soprattutto i nuovi talenti. Esattamente questo. Se dovessimo dare un consiglio a un giovane talento, qual è il percorso più giusto per affrontare questa carriera? Il più giusto non esiste, diciamo che quello che più ha dato a lui, secondo la sua caratteristica, per cercare di far esprimere la sua originalità e le sue peculiarità. Un ragazzo deve cercare questo. Aria Sanremo secondo me è uno dei migliori in Italia per poter fare un cammino di questo tipo. Anche perché spesso ci si lascia contagiare da quelli che sono gli stili dei big, cioè è difficile emergere con quel tocco di originalità. Infatti questa è una cosa importante che hai detto, perché effettivamente questo, molto spesso nelle selezioni che facciamo noi arrivano tanti ragazzi che però magari assomigliano, scimmiottano, sono tutti un po' stereotipati, e quello che noi diciamo è ricercare la propria originalità, lavorarci e cercarla di esaltarla. Questa è una cosa importante, perché è questo che bisogna, secondo me i giovani di oggi devono trasmettere qualcosa, e quest'anno nei giovani, quindi nella parte diciamo dei Sanremo giovani, ci sono veramente ragazzi interessanti, degli artisti che potranno dare un segno importante e per il futuro anche del Festival di Sanremo. Anche perché noi ricordiamo che da Aria Sanremo abbiamo visto emergere Arisa e tanti altri. Arisa, Simona Molinari, Noemi, sono stati tra i vincitori di Aria Sanremo, ma lo stesso Enzo Rubino che sta facendo il Festival 3D da Aria Sanremo. Assolutamente, allora vuol dire che stiamo lavorando bene, Presidente. Speriamo. Grazie. Grazie a voi, un abbraccio. Da ogni dolore conservo l'infanzia. Allora siamo insieme a una delle nuove proposte. Esatto. Stiamo parlando di Leonardo, ciao, benvenuto. Allora Leonardo, cosa ti aspetti a questo Sanremo? È la tua prima volta, sei immagino particolarmente emozionato. Molto emozionato, il palco dell'Ariston è un palco importantissimo. Ho deciso di non farmi aspettative, spesso le aspettative rovinano l'esperienza, per cui voglio solo salire sul palco e cantare. Beh, in questo caso noi sappiamo benissimo che Sanremo non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. So che sei passato praticamente da Aria Sanremo, giusto? Esatto. Quindi già una piccola soddisfazione, no? Perché comunque quando uno vince, quando uno passa uno step è comunque una grande cosa. Certo. Cosa ti aspetti da questo Sanremo dettato da Claudio? Perché comunque Claudio è stato molto preciso, un diktat per quanto riguarda l'aspetto musicale, per quanto riguarda gli abbigliamenti, cioè quasi un ritorno al passato. Quasi un ritorno al passato. Io sono contento di questo Sanremo, prima di tutto perché non ci sono le eliminazioni e quindi per me può essere un valore aggiunto, perché mi dà la possibilità di esibirmi un po' di più fino alla fine. E poi dal punto di vista dei big, insomma, io sono felicissimo perché ci sono un sacco di artisti che hanno davvero fatto la storia della musica italiana, per cui sono felice di farne parte. Sappiamo che sono state anche modificate i brani, quest'anno i brani durano anche di più rispetto al passato. Questa cosa secondo te dal punto di vista di esibizione agevola in questo caso l'artista o l'ha penalizzato? Secondo me lo agevola, no? E comunque si parla del Festival della musica italiana, quindi è una manifestazione musicale che ci dà la possibilità di esprimerci dal punto di vista della musica. Per cui assolutamente. Allora noi ti auguriamo l'in bocca al lupo, saluta gli amici di Tele Europa Network. Un saluto agli amici di Tele Europa Network. Ciao ragazzi. Ciao. Ecco, facendo un giro all'interno di Casa Sanremo incontriamo un altro amico calabrese, siamo insieme all'Orafo Michele Affidato. Vabbè, è inutile spendere parole riguardo il tuo curriculum e la tua storia, perché veramente ti troviamo nelle occasioni più importanti d'Italia. Ciao Michele, benvenuto. Grazie a voi. Allora, Casa Sanremo. Non è la prima volta che sei qui, ti abbiamo visto protagonista anche in diverse premiazioni importanti, premi alla critica, premi anche a Mia Martini, una calabrese, in questo caso un calabrese che riconosce anche questo premio non indifferente. Sì, certo, quest'anno ecco questa bellissima commissione di realizzare il premio della critica Mia Martini, e di questo veramente ne sono onorato. Io negli anni ho realizzato sempre, negli ultimi 9 anni, perché sono 9 anni che partecipo al Festival della Canzone Italiana con delle opere dei premi speciali che vengono consegnate alle serate speciali del festival, e quest'anno, proprio come dicevamo prima, il premio alla critica Mia Martini, un premio che viene assegnato dalla Sala Stampa,
e questo per me è un onore, perché ecco, un premio che viene dedicato a una calabrese, oggi un calabrese che lo realizza, questa è una cosa veramente molto bella. Infatti ieri ho anche sentito Sergio Cameriere, che sarà giovedì sera in quanto duetterà con i Nazzilli nel teatro Ariston. Allora ecco, questa Calabria presente al festival, tutto questo è molto bello, perché proprio questa mattina un dirigente mi ha detto quest'anno il festival è un po' calabrese, noi di questo ne siamo veramente onorati. Cosa ci aspettiamo dalla kermesse più importante d'Italia? Cosa ci aspettiamo di Sanremo? Ma quest'anno, guarda, è il primo anno che non riesco a esprimermi su questo festival, perché è un festival targato innanzitutto Claudio Baglioni, un festival con diversi ospiti, un festival con diversi artisti, tanti gruppi che si sono anche riuniti in occasione di questo festival, tutto ancora con un punto interrogativo, anche i critici non riescono ad esprimersi, siamo ancora all'umidì, domani inizia il festival, cominciamo a sentire, perché già stamattina ho sentito nelle prove nell'Ariston alcuni pezzi che devo dire sono veramente belli. Però ecco, per esprimerci, a differenza degli altri anni dove già si pensava qual era la canzone che poteva vincere, quest'anno c'è ancora molta incertezza, quindi aspettiamo un po' prima di esprimerci. Comunque quello che dobbiamo dire è che il Festival della Canzone Italiana rimane comunque una kermesse, un fiore all'occhiello della nostra Italia e della nostra musica che viene esportata nel mondo, e per noi calabrese essere in questo contesto è un grande onore. Ma cosa ascolta il maestro Michele Affidato, ecco, quando è a casa, quando è in auto? Qual è il suo genere musicale? A chi si magari quando magari sta anche realizzando? Guarda, la nostra musica è la musica di cantautori, almeno quelli della mia generazione, non siamo vecchietti, però ecco, molto cantautori, perché è una musica che mi rilassa, specie anche nelle mie lavorazioni mi accompagna, quindi non sono molto per la musica rock o per altri tipi di musica, ma la musica da cantautore è sempre la musica quella bella che assolutamente. Abbiamo visto all'inaugurazione il connubio dell'arte con la musica, l'artista che praticamente realizzava questa grande pittura accompagnata dalla musica. Hai mai pensato di fare un'opera anche del genere? Cioè, partendo dalla musica e realizzare un gioiello ispirato comunque. Ma guarda, la musica è una cosa fondamentale, innanzitutto perché la musica è gioia, è ispirazione. Io, specie quando realizzo opere d'arte sacra, con la musica sacra riesco a farmi esprimere, a rilassarmi e trovare quella concentrazione per puntualizzare quello che tante volte è quell'opera, è quel disegno, quel quadro, quella statua, dove devi andare a raccontare una storia, e tante volte anche nel pensare queste storie che devi raccontare accompagnata da una buona musica ti aiuta ancora di più a fartela sentire dentro. Facciamo un saluto agli amici di Tele Europa Network. Un caro saluto a tutti gli amici di Tele Europa Network. Ciao. Allora siamo insieme forse a uno dei critici di musica più importanti che il palcoscenico italiano ci ha regalato. Siamo insieme a Lady Ronnie. Ciao, buonasera, non è che io sia un critico, io incontro le persone, faccio interviste, sono un tramite. Non critico perché non giudico, quindi chi non sa ascoltare giudica, chi invece sa ascoltare ascolta e dà spazio. Siamo arrivati alla 68esima edizione del Festival della Musica Leggera Italiana. Quanto è cambiato Sanremo negli anni? Enormemente, oggi è uno show televisivo, la musica è complementare allo show televisivo, però io sono qui perché mi occupo di artisti, ragazzi giovani che vengono a farmi ascoltare i loro pezzi, quindi li ospito nella Roulotte Fiat Music e poi su questo palco da cui senti arriva la musica alla sera, quindi io do voce a chi non ce l'ha. È cambiato qualcosa anche dal punto di vista musicale? I giovani, l'approccio di oggi è un po' diverso rispetto al passato. Certo, ma è cambiato tutto, è cambiato il supporto, non è più il vinile, anche se adesso è tornato il vinile, è cambiato il fatto che non vendi più dischi, soltanto la musica live funziona, è cambiato il fatto che i ragazzi vengono in musica e diventano famosi subito grazie a un talent, è cambiato perché non c'è più la musica ma c'è soltanto la voce, è cambiato tantissimo, però dall'altra parte sono ragazzi che credo che la musica vada avanti. Sanremo, nonostante comunque l'evoluzione musicale, non si vendono più dischi, l'avvento dei talent, resta comunque l'appuntamento della musica leggera più importante. I ragazzi di oggi, forse è giusto passare dai talent o è giusto comunque fare un'altra strada per arrivare a quella comunque di Sanremo? No, oggi non bisogna assolutamente passare dai talent, perché i talent ti danno un'illusione e finisci lì.
quanti ragazzi che erano nei talent sono diventati famosissimi, oggi sono in analisi da psichiatri o psicanalisti perché sono distrutti dal fatto che non sono più nessuno. Il talent è uno show televisivo che usa la musica e usa i ragazzi, non gliene frega niente della musica. Se dovesse dare un consiglio a un giovane di oggi? Suonare dal vivo, basta. Può salutare gli amici di Teleeuropa? Ciao Teleeuropa, buona Calabria, ciao. Ciao. Facendo una passeggiata fra le vie di Sanremo incontriamo Renato Zero, quello vero. E beh, senza parrucche né artifici. Assolutamente. Se mettono tutte queste parrucche mi sembrano piccoli panarielli. Invece in questo caso abbiamo proprio l'originale. Arena, che ci vai a Sanremo? Sanremo e Sanremo, mi sono innamorato di Claudietto, ma devo dire che quest'anno non mi ha invitato. Ma come mai? E sai, lui è strano, se tiene, se fa le punture, vuol far VIP. Ma Claudio aveva detto che ritornava al passato, tu ci cadevi bene come il passato. Beh, che te vuoi dire? Comunque un bacio alla Calabria, perché i miei musicisti sono calabresi. E come suonano i calabresi non ci suona nessuno. Ma allora il calabrese tiene il pezzo. Forte. Ma ce lo fai sentire qualcosa, Renato? La prossima volta. No, una cosa a cappella però, rapida. L'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema, basta che mi sta cosa la voce. Saluta gli amici di Teleeuropa Network. Ciao amori, fammi bravi, viva la Calabria. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita, bisogna imparare a lasciarsi quando è finita e vivere ogni istante fino all'ultima emozione, così saremo vivi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.